Va ora in onda Friuli in Gol. La regione dal Valon. Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più. Ben ritrovati in studio Franco Poiana, edizione di mezzogiorno di Friuli in Gol, qui su Radio Gioconda. Nelle precedenti uscite abbiamo dato notizie di vari cambiamenti sulle panchine dei dilettanti. Come al solito, novembre si conferma un mese movimentato. Ci sono state novità a Fagagna, Marano, Ancona, Lumignacco, altre stanno per arrivare. Una di queste riguarda la Virtus Corno, decisione arrivata nella notte. Peccato per Roberto Peressoni. Il timone ora è a Pino Cortiula, decisione sofferta, come ci spiega il presidente Antonino Libri. Virtus Corno. Buongiorno, sì, sofferta, sicuramente la persona di Roberto, una persona eccezionale. Sono veramente in difficoltà, abbiamo fatto una scelta societaria, abbiamo valutato attentamente, è stata una riunione lunga e alla fine abbiamo deciso di fare il cambio per tanti motivi che sì, ci riteniamo per noi, mi sembra anche corretto nei confronti anche di Roberto. Insomma, le cose le sappiamo noi ed è giusto che sia così. Abbiamo deciso di fare il cambio, appunto. Sicuramente in queste situazioni non mi piace parlare tanto, è così, dai. Arriva Pino Cortiula. Arriva Pino Cortiula, sicuramente un allenatore completamente diverso da Roberto, con caratteristiche completamente diverse, più carismatico rispetto a Roberto. E quindi abbiamo fatto questa scelta. Bene, ti ringrazio Presidente, buona giornata, buon pranzo. Grazie a te, ciao, saluto a tutti, buona giornata. SMS Friuli in Gol 335 67 91 867 e lascia il tuo messaggio. Nessuno la conosce meglio di te. I suoi spazi, cosa vorresti e come ti piacerebbe cambiarla. Sì, è la tua casa, il posto più importante della tua vita. È ora di andare da Zanutta. Zanutta ti aspetta nel punto vendita più vicino a te. Dalla termoidraulica all'arredo bagno, dall'edilizia all'arredo cucina. Tutto per la tua casa in un unico centro. È la magia di Zanutta. Zanuttaspa.it. Friuli in Gol. Riprendiamo Friuli in Gol qui su Radio Gioconda dopo aver ascoltato l'intervento di Antonino Libri poco fa sul cambio tecnico alla Virtus Corno. Pino Cortiula ha preso il posto di Roberto Peressoni. Sarà Pierangelo Moso, andiamo avanti su questo tema, il nuovo allenatore della Sacilese dopo l'esonero di Morandin. Il DS Renzo Nadin si è messo alla ricerca di una figura che potesse portare nuova linfa alla società del Livenza, quindi Pierangelo Moso è il nuovo allenatore della Sacilese. Anche a Marano si è cambiato, in nottata è arrivata la decisione ufficiale, c'erano le voci nei giorni scorsi, via Glauco Fabbro e arriva Luca Salger. Abbiamo dato poco fa notizia della Virtus Corno, della Maranese, interrogative e domande su altre situazioni, su altre piazze. Grazie a chi ci messaggia, per favore però lasciateci il vostro nome sul messaggio al 335 67 91867. Oggi è il 15 novembre, a proposito c'è un messaggio anche di auguri ad Arianna, buon compleanno alla tifosissima del Chiarlin Smuzzane, aggiungiamo noi anche al tifoso Enea. Andiamo avanti, torniamo sull'argomento del giorno, il cambio allenatore alla Profagagna, esonerato Stefano Chiarandini, la società ha optato al momento una soluzione interna affidando la panchina ad Alessandro Zuttion. Ci facciamo spiegare la situazione in casa rossonera dal DS Alessandro Tomini, collegato al nostro centralino da Fagagna. Ben ritrovato Alessandro, a te. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti. La società ha optato per una soluzione interna. Sì, fatto questo avvicinamento con una soluzione interna. Il perché vuole un attimino per i risultati che stavano a venire, un po' la situazione si faceva delicata. Abbiamo deciso un attimino, io assieme alla società, di dare una scossa, di dare magari altre motivazioni, magari altre, non che quelle di prima non sono state giuste, perché se voglio
premettere che il lavoro fatto da Stefano è stato un ottimo lavoro, e ogni tanto nel calcio vuol dire paga anche chi non deve pagare, però questo purtroppo è, no? E quindi noi abbiamo deciso di fare questa operazione, se non altro per cercare un attimino anche di responsabilizzare un po' di più i ragazzi, ecco. Ecco Alessandro, si sentono in giro nomi a destra, a sinistra. Lì a Fagagna si è deciso al momento pare, di dare la panchina ad Alessandro Zuttion, il valido Alessandro Zuttion, che è responsabile del coordinatore del settore giovanile. Insomma, è entrato in società l'anno scorso. Sì, si sentono ovviamente tantissimi nomi. Io confermo che non c'è niente di tutto ciò. Non abbiamo parlato assolutamente con nessuno, abbiamo deciso una soluzione interna per dare un attimino un po' di continuità, un po' di serenità all'ambiente, e comunque con una persona valida che è Alessandro Zuttion, che collabora comunque con Renato Lizzi, anche altri dirigenti molto validi, quindi non ci siamo assolutamente preoccupati nel guardarci intorno, ma abbiamo deciso serenamente di affidare ad Ale la prima squadra, senza nessun problema, che sia poi momentanea o meno momentanea. Adesso non metto limiti ovviamente alla provvidenza, che adesso va così e vediamo come va. Perfetto, io ringrazio per questo intervento Alessandro Tomini, il DS della Pro Fagagna. Grazie e buon lavoro. Grazie Franco, grazie, ciao. Friuli in gol. Prima di salutarvi, ricordiamo questa sera è una serata di Coppa, va in scena la seconda giornata della seconda fase del girone di Coppa Eccellenza, con Pro Fagagna e Juventina che tentano il tutto per tutto. Azzurra Premariacco e Tolmezzo Carnia non possono concedere niente. Stasera c'è anche il posticipo di Coppa Italia Promozione, Fontana Fredda e Buiese, duello sul filo del rasoio, e in programma l'ultima gara dei quarti della Coppa Italia Promozione. La vincente di queste due, Fontana Fredda Buiese, affronterà il Rivolto. E infine chiudiamo con la Coppa Regione Prima Categoria, serata da emozioni forti con i quarti di finale in programma Deportivo San Daniele, Pulgor Rivignano, Muggia Azzurra e Sedegliano San Giovanni. Inizio ore 20, a parte la gara di Godia che è posticipata alle 20:30. Aggiornamenti, risultati parziali, finali, inserimento marcatori sull'app Italia Gol, disponibile da diversi anni con il sito Friuli Gol, che aggiorna in tempo reale tutte le situazioni del calcio in Friuli Venezia Giulia. È tutto, grazie, noi torniamo più tardi, buon proseguimento di giornata. Hai ascoltato Friuli in gol, la regione dal Balon. Friuli in gol, tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più.